Un'interessante iniziativa oggi nell'ambito dell'iniziativa Alternanza Scuola-Lavoro, un collegamento online con altri 7 istituti nautici per discutere le problematiche del vostro indirizzo, un collegamento anche con i vertici del Ministero della Pubblica Istruzione, con la sottosegretaria, insomma un'interessante iniziativa. Oggi siamo collegati con Mare Vivo e con il progetto Nautici in Blu. È un progetto che riguarda gli istituti nautici della Sicilia, tutti collegati in rete. Progetto fortemente voluto dalla nostra dirigente Casà e tenutosi oggi nella sezione dell'Istituto Nautico di Porto Empedocle. Un percorso estremamente valido, consta di 4 incontri, 2 a distanza e altri 2 direttamente sulle spiagge dove i ragazzi prenderanno coscienza della realtà delle spiagge. Questo progetto parla, oltre che di mare, di sostenibilità ambientale nelle coste e quindi di tutela del nostro mare, per cui si inserisce benissimo in una realtà quale il nautico, difatti è indirizzato soltanto ai nautici. È fatto insieme a Mare Vivo e permette ai nostri ragazzi di raggiungere le ore relative al percorso di alternanza scuola-lavoro. Oggi la nostra scuola è fortemente in crescita, quindi vogliamo dare un momento in più di crescita a questi ragazzi. Dicevo in crescita perché quest'anno, oltre alla sezione di Porto Empedocle, si aprirà un corso anche ad Agrigento, data la richiesta che abbiamo di iscrizioni nella nostra scuola. Per cui abbiamo voluto dare questo momento importante, questo momento valido ai fini proprio della professionalità, dell'acquisizione di competenze direttamente nelle coste stesse. Quanto è importante questo indirizzo di studio, considerando che siamo qui a Porto Empedocle, dove c'è uno dei porti più belli della Sicilia, ecco perché consigliare anche l'indirizzo nautico e oggi in particolare anche con questo confronto con gli altri istituti nautici. Allora, consigliare l'istituto tecnico nautico ad un ragazzo ci sono svariati motivi, sia perché è un istituto tecnico che offre subito la possibilità di intraprendere una carriera a bordo delle navi mercantili, ma non solo, possono andare nelle capitanerie, guardia costiera, qualsiasi società di trasporti a prescindere dal settore, perché noi diamo un'offerta formativa di trasporti e logistica a 360 gradi che poi specializziamo i nostri ragazzi nel settore navale, quindi il settore navale, come ben sa, comprende la logistica a 360 gradi con il suo trasporto intermodale. Il nautico. Oltre a questo diciamo che nella provincia agrigentina c'è adesso un forte sviluppo del porto, dell'indotto, in quanto adesso il porto di Porto Empedocle, che è un porto di rilevanza nazionale, è stato adesso soggettato all'autorità portuale del mare sud-occidentale della Sicilia, il quale ha stanziato ingenti somme di denaro per convogliare qui, oltre al traffico merci, il traffico crocieristico. L'iniziativa di oggi quanto è importante e perché è importante? È molto importante perché sviluppa le competenze dei ragazzi, sensibilizzandoli e proprio facendogli toccare con mano, sia accanto alle associazioni ambientali marittime che con la Guardia Costiera, e vedono proprio il modo con cui lavorano in sinergia questi due attori per quanto riguarda l'ambiente marino, possono sia essere sensibilizzati, quindi per prevenire l'inquinamento, che anche la tutela del nostro patrimonio marino.